C'è un timido, lento incremento dei ricoverati, perché siamo passati da 206 a 208 per poi passare a 229, quindi è incontrovertibile questo trend, no? È lento per fortuna, siamo ancora al 2% di coefficiente di riempimento delle terapie intensive dell'area non critica, però la guardiamo con attenzione a questo fenomeno. I numeri non sono alti come nei periodi più drammatici della pandemia, ma quei 229 ricoveri, di cui 23 in area critica, rappresentano un dato in crescita da tenere sotto stretta osservazione. Si tratta generalmente di cinquantenni non vaccinati. A prevalere comunque l'ottimismo. La variante Delta dovrebbe essere al giro di boa. Sono ormai quasi 3 mesi di variante Delta in Veneto, ormai è ubiquitaria, è endemica, i nostri contagiati hanno praticamente tutti variante Delta. Si immagina, lo dice il mondo scientifico, che ad agosto ci sarà il giro di boa, quindi dovrebbe iniziare la discesa. Con una campagna vaccinale che procede spedita, 34.686 dosi nella giornata di ieri, con la prospettiva di 1 milione tra Pfizer e Moderna nell'intero mese di agosto, a tenere banco sono alcune difficoltà nello scaricare il Green Pass. Non funziona l'anagrafe vaccinale perché noi abbiamo tante segnalazioni, debbono assolutamente, come da un lato si chiede il Green Pass, dall'altro devi mettere tutti nelle condizioni di avere il Green Pass. Non ha senso fare una legge se poi non funziona. In previsione dell'anno scolastico che tornerà in presenze, ci saranno in Veneto delle scuole sentinella della diffusione del virus. Noi vogliamo incentivare e incrementare il tema dei test sulle scuole sentinella, ovvero monitorare il grado di circolazione del virus nelle scuole. Lo faremo con tutta probabilità con delle scuole obiettivo in Veneto e lo faremo con i test salivari, quindi con un'invasività che è ridotta a zero rispetto alla raccolta del campione. L'emergenza pandemica intanto è costata al Veneto 1 miliardo di euro. Avevo un conto qualche mese fa di 700 milioni, ma si sta continuando a spendere. Questo è un capitolo che è bene che dal punto di vista sanitario, di tragedie umane e finanziario si chiuda velocemente.